E buonasera a tutti, eccoci qua. Buonasera a tutti qua su Padel TV, siamo prontissimi per una nuova diretta. E allora stasera abbiamo i mondi grandi e piccoli del padel e entriamo subito in campo. Siamo live su Twitch e su Facebook, quindi la prima piccola novità per partire. Ma la grande novità è che stasera ho un socio che mi aiuterà nelle interviste, che è Ciao, Liam Sulis. Ciao Liam, ciao, ciao. come stai? Bene, bene, te? Sei pronto socio? Io sono carica, tu sei Sì, carico? carichissimo. Ah, molto bene, molto bene. Allora facciamo una piccola presentazione di chi sono gli ospiti, perché insomma abbiamo il mondo grande e il mondo piccoli, caro Liam. E quindi do il benvenuto a Bianca Budel. Ciao Bianca! Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te. E a Lorenzo Margani. Ciao Lorenzo! Ciao, Benvenuto qua su Padel TV. E poi avete il grazie. mondo dei grandi, Gabriele Santini. Ciao, buonasera, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. E un altro coach, Vinicius Trevisan. Ciao Vinicius, Ciao Martina, ben buonasera a tutti. ritornato qua su Padel TV. E allora ragazzi, partiamo, andiamo subito nel Grazie. vivo, perché insomma questa sera abbiamo questo diatriba grandi e piccoli e capiremo un po' il futuro del padel. Caro Liam, io intanto ti Sì, faccio una piccola presentazione che su di te, perché ho studiato, e tu su Instagram ti dici che hai un solo obiettivo: voglio diventare un giornalista sportivo, è giusto? esattamente. Allora sai cosa ti dico? Che ti lancio subito l'opportunità e quindi Va lascio a te la parola per fare le prime domande a direi insomma, diamo la precedenza a chi è fuori casa e quindi so che qualcuno è a Roma e quindi Okay, lascio a te la possibilità di fare le prime domande a Lorenzo. okay. Allora Lorenzo, io come prima domanda che mi interessa particolarmente farti è: qual è la tua mossa preferita quando giochi a padel? Allora, la mia mossa preferita è un colpo dall'alto, ovvero una vibora, che ho allenato ultimamente molto con il mio allenatore con cui faccio gli allenamenti molto spesso, anche delle singole, e mi sento molto sicuro da giocarla, quindi me la sento come preferita. Invece Caspita, qual è siamo già sul tecnico, vai Liam, mi piace, andiamo okay, subito nel vivo, vai. qual è la cosa più divertente che ti è successa durante una partita? Quando hanno fatto un pallonetto al mio compagno, stava andando dietro, è inciampato e ha preso di faccia il muro e non ce l'aspettavamo proprio perché pensavamo proprio che andasse dritto, invece era proprio inciampato e ha preso di faccia il muro. Cioè, proprio strano. Non ce Aiuto! l'ho mai visto proprio. Mai visto. Okay. È ancora vivo il Sì, compagno? impressionante. Grazie De Vinicius della domanda, perché è quello che mi stavo chiedendo anch'io. Tutto a posto? Tutto Sì, bene? sì. Va bene, insomma. Liam, hai qualche Ehm, altra domanda? sì, l'ultima. Vai, socio. Come gestisci la pressione durante un torneo FTP? Allora, innanzitutto devo vedere se conosco gli avversari, così magari mi posso tranquillizzare, oppure se non li conosco, penso di giocare abbastanza tranquillo e fare del mio meglio. Oppure se li conosco, provo a giocare come ho sempre giocato contro di loro. Prima della partita magari faccio un respiro profondo e poi entro in campo il più tranquillo possibile. Ah, Okay, wow. Che dici finita. Liam? Le tue risposte ti hanno son piaciute le risposte di Lorenzo? Direi che Sì, sono sì, state belle ricche, vero? E allora io molto. direi che adesso parliamo anche col suo coach, che quindi parliamo insomma a Roma. Gabriele, intanto ripiacere e ribenvenuto qua del TV. Grazie Ehm, Martina. Visto che siamo entrati così nel tecnico dal mio socio Liam, è stato bravissimo, io ti faccio intanto un po' una domanda per capire bene che cos'è Padel Star Talenti. Vorrei raccontarti un po'. Allora, Padel Star Talenti è un circolo che nasce da mh, circa 2 anni fa, Mh-mh. fondamentalmente dalla mia passione che è quello del padel. Io ormai sono circa
9 anni che, diciamo che insegno. Okay. Ho fatto i miei studi, la mia formazione e sono arrivato, dopo varie, altre aperture di altri circoli e gestione di Un altri po' di circoli, sono giri. arrivato Mh-mh. finalmente a, coronare quello che è un po' la mia passione. Quindi diciamo che è un circolo che si trova a Roma, Okay, nella zona, in una zona molto centrale, quindi in una parte nord di Roma, ma abbastanza vicina al centro. È un okay. quartiere popolosissimo che si chiama Talenti e, ci sono tantissime persone. È un circolo che ha 6 campi, di cui 3 coperti e 3 scoperti. Okay. Abbiamo un'area relax dove ci sono persone che vengono e frequentano il circolo non solo per giocare, ma anche per scambiarsi opinioni, Beh, creare questo socialità. è un aspetto molto importante che fa vedere il padel come anche valore al di più, insomma al di fuori Esatto. dello sport. È molto bello questo. Diciamo che è stata proprio questa diciamo la mia mission, quella proprio di creare un posto dove non solo vengono i giocatori, ma anche, i frequentatori del circolo, che vengono solo esclusivamente a scambiare 2 chiacchiere, a bersi una birra e a guardare le partite degli Poi altri. insomma, detto proprio da milanese, voi romani su questo vincete, Sì, devo dire di Detto sì. proprio, Devo devo dire di dire sì. che lo ammetto, E vincete. quindi abbiamo strutturato questo circolo, abbiamo creato una scuola riconosciuta dalla federazione, dove Okay, io mi occupo della direzione tecnica, io sono un maestro nazionale, della federazione, e abbiamo questa accademia formata da 2 nomi molto importanti che sono, Alexis Rosete Barrica, che è un allenatore, nonché un bravissimo giocatore, e Daidoia Martine Gagna, che è praticamente la okay. selezionatrice della Federazione Spagnola Under, fresca vincitrice dei mondiali juniores, l'ha guidati sia al maschile che al femminile che tutte le categorie, quindi hanno fatto proprio un plan. Quindi diciamo è un fiore all'occhiello della nostra accademia. Bello. Sì, abbiamo Avete 2 colonne così importanti insomma che vi esattamente, aiutano a esattamente. crescere questi futuri Poi talenti, insomma. abbiamo anche altri maestri che sono tutti comunque, certificati dalla federazione, e diciamo che il corpo della scuola è molto attivo. Okay. Quindi tra Poi lezioni e corsi siamo, molto impegnati sui campi, insomma. visto che ho la fortuna di avere qui ospiti 2 coach, incomincio intanto con te Gabriele, poi arrivo da te sicuramente Vinicius, e ti faccio questa domanda Gabriele, così poi vediamo anche cosa ne pensa Vinicius. Quali sono le sfide più comuni che incontri nell'allenare i giovani giocatori di padel e come le affronti? Qual è la sfida che insomma incontri tutti i giorni, insomma? Allora, diciamo che il problema del ragazzo, "problema" tra virgolette, che poi non è un problema, è il discorso di gestire, si gestiscono molto più difficilmente le emozioni che possono provare. Quindi Mh, diciamo che il coach in questo non deve essere solamente un allenatore che allena la tecnica, che allena la tattica, ma deve soprattutto allenare e riuscire a far gestire le emozioni ai ragazzi, perché comunque parliamo di ragazzi che vanno dai 10, 11, 12, 13 fino a salire e arrivare fino a 18. Quindi okay. diciamo che la cosa, più importante è quella che un allenatore sia non solo un allenatore tecnico, ma Mh-mh. che sia anche un allenatore delle emozioni che provano questi ragazzi, che è la Emozioni, cosa più importante. okay. E soprattutto, io dico sempre che quello che i ragazzi poi mostrano in campo, e la loro crescita è qualcosa che loro già hanno dentro. Quindi la bravura dell'allenatore è quella di tirarla fuori, perché, Mh-mh. tutti ce l'hanno, tutti hanno il proprio talento, chi più chi meno, però Però la bravura riuscire a dell'allenatore, esatto, è quella di tirarlo fuori, sia mh-mh. dal punto di vista tecnico e tattico, ma soprattutto di quello emozionale, che poi è la base di tutto. Loro hanno dei picchi tra emozioni e dispiaceri che sono, quasi esasperati rispetto a quelle che può avere un adulto. Quindi Certo, riuscire a gestire quelle e riuscire a capire, quando è il momento di, ne so, di essere duri, quando è il momento di essere
invece un po' più morbidi, qual è il momento di passarci sopra, quando invece è il momento di buttarsi a lavorare sulla testa, è molto difficile. E questa è la cosa più difficile. È sicuramente gestire questa altalena di emozioni che loro provano durante sia gli allenamenti che poi durante le partite. E poi secondo me, adesso proprio detto, da amatoriale, un insegnamento così, in questa fascia d'età così piccoli, sicuramente t'aiuterà anche poi nella vita di tutti i Esattamente. giorni e poi nella tua crescita personale. Quindi avete voi coach assolutamente un peso specifico proprio nella crescita a tutto tondo di questi Sì, perché ragazzi. poi diciamo, l'età che loro vivono, quindi diciamo dai 10 ai 12 anni è l'età educativa in cui i ragazzi apprendono di più, di tutte le cose che poi riusciranno ad apprendere nella propria vita addirittura. Quindi Il questo è uno studio momento più scientifico. importante. Ah, okay, Esa proprio è no, no, l'età. in questa età, l'età educativa che va dai 10 ai 12 anni è proprio quella in cui loro sono delle spugne, quindi Okay, loro, apprendono tutto quello che apprendono lo apprendono molto più facilmente e hanno una capienza, diciamo, di serbatoio di nozioni e di coordinazione tecnica, tattica, anche mentale, che non sarà così mai nella loro vita. Questa è proprio una cosa, antropologica, diciamo. antropologicamente parlando. Esatto. Socio Liam, tu quanti anni hai che non t'ho chiesto neanche? Allora, io ne faccio 13 il 31 dicembre, attualmente 12. Attualmente 12, quindi attenzione, stiamo in ascolto lì anche il coach ha appena detto che sei nella fascia dove sei spugna, quindi mi raccomando che bisogna ascoltare bene, eh. Ma tu Certo, giochi Liam, vero? Diciamolo, eh. sì. Ah, quindi sotto anche tu prendi lezioni Liam? Come? Anche tu prendi lezioni? Fai lezioni di padel? Sì, sì, con Francesco. Ah, okay, salutiamo Francesco, lo salutiamo? Ciao Francesco. Va bene, okay, okay. Gabriele, ti faccio ancora una domanda, poi insomma ho Sì. qua il mio socio che devo dare la palla giustamente. Tu come bilanci l'insegnamento, appunto, visto che hai detto così di tirar fuori, diciamo, dai ragazzi il proprio talento, le abilità tecniche con lo sviluppo delle competenze tattiche, quindi abilità tecnica e tattica e strategia, questo balance, visto che parlavamo di equilibrio, come fai a. Allora, diciamo che l'allenamento, deve essere comunque un allenamento sempre programmato, quindi, parliamo di un allenamento, fondamentalmente, prima di gruppo, quindi, riuscire a far giocare tra loro questo fondamentalmente è uno sport di squadra. Anche Okay, se si è diciamolo. solo in 2 in un campo, comunque è un gioco di squadra e la cosa fondamentale è riuscire a trovare il feeling con il proprio compagno e con la propria squadra, perché comunque ci sono anche i campionati a squadre dove i ragazzi si trovano a giocare, per un circolo insieme, o magari separati, Certo, non è detto che siano sempre le stesse coppie. Quindi è anche importante farli allenare tutti insieme. Il lavoro che si riesce a fare, in un gruppo, quindi in 4 persone più il maestro in campo, è sicuramente un lavoro più tattico, quindi, riusciamo a certo. fare e a ricreare delle situazioni di gioco Mh-mh. che poi ritroveranno in campo. L'allenamento tecnico invece è fatto più, diciamo, io lo chiamerei quasi un allenamento chiuso, ossia un testa a testa, una singola o anche una doppia Mh-mh. fatta con, il cesto dove si va a lavorare più sulla parte tecnica, quindi Okay. non su, per I esempio faccio un colpi. esempio esatto, faccio un Okay, esempio di un allenamento che può essere un allenamento tattico. vai. L'allenamento tattico è, giocare un colpo in un determinato modo e in una determinata parte del campo. Okay. Questo è il focus tattico che uno dà all'allenamento. L'allenamento tecnico è più basato su, come impostare e come preparare un colpo, diciamo la parte tecnica del corpo, quindi come mettere la racchetta, come prepararlo, come appoggiare il piede, come appoggiare, come correre per andare a recuperare la palla che ti scavalca. Diciamo, quella è la parte più tecnica. Quindi Okay, va sempre alternato comunque una parte di gioco, quindi una parte in cui loro, riescono a simulare quelle che sono quello che poi succederà durante una partita, ma è anche certo. importante, avere comunque una crescita tecnica, quindi lavorare anche sui colpi, separarli, lavorare prima su un colpo, poi su un altro e soprattutto, cercare sempre di farli divertire.
che poi è la cosa principale. Divertimento. Perché il divertimento ci deve essere sempre. Se non c'è il divertimento, ritorniamo al discorso che ho fatto prima dell'emozione. Io ci ho fatto una tesi la tesi che ho fatto per diventare maestro nazionale era basata proprio sull'emozione ricordo-ritorno. Se tu riesci a far emozionare il tuo allievo, l'allievo ricorda questa emozione e ritorna felice ad allenarsi, anche se l'allenamento può sembrare anche una cosa pesante, perché noi lavoriamo anche dal punto di vista atletico, perché ormai Certo. a 12 anni, a 11 anni cominciano ad avere bisogno anche di una struttura fisica che poi li porti Poi a migliorare. all'atletica. Esattamente. Allora, Lorenzo, io ti chiedo, quando sei in campo da 1 a 10, quanto ti diverti a giocare a padel? 10. Oh, bel 10. Oh. Liam, tu quando sei in campo? Glielo chiediamo a Bianca quanto si diverte in campo da 1 a 10. Glielo chiedi tu, dai. 10. Ah. Allora, Liam, lascio a te la parola. Guarda che abbiamo una donzella, quindi lascio te fare il galante. Gli facciamo le prime domande. A te la parola, Liam. Ok, ciao Bianca. Ciao. Come prima domanda volevo chiederti qual è il tuo campione di padel preferito e soprattutto perché ti ispira. Oh, sono curiosa. Allora, sicuramente il mio campione preferito è Arturo Coelho e ho avuto anche l'onore di conoscerlo Vamos! e è stata una grande emozione. E quando colpisce la pallina non si vede neanche da quanto la sua tecnica è bellissima, è anche il campione del mondo, cioè è il primo, se non sbaglio. Confermiamo. Mi sembra che LeBron. Io sappia attualmente è Arturo, Poi Coelho Tapia. lascio la parola ai Sì, Coelho coach Tapia. che abbiamo. Vai Liam, altra domandina Bianca. Allora, questa mi incuriosisce particolarmente perché non so se lo sai, ma quando tu ti alleni mercoledì, io sono quello che si allena nell'altro campo. Sì, Ah. è vero. E quindi Ma- volevo chiederti cosa ti piace di più degli allenamenti di padel. Allora, avendo un maestro bravo come Vinicius, l'allenamento è sempre bello, però particolarmente mi piace la parte finale perché ci mettiamo sempre in competizione e facciamo una partita tra di noi, perché faccio lezione anche con il figlio di Vinicius, Leo, e facciamo tutti una partita e proviamo a vincere, a battere Vinicius, ma non ce la facciamo, è troppo bravo. C'è una bella... Bianca, guarda chi ti saluta. Ciao! Ciao, ciao Leo. Ciao. Ah, caspita, qua allora volete sconfiggere il maestro, il coach, chiedo scusa. Ma non è facile, cara Bianca. Però bisogna mettercela tutta sempre, giusto? Sì. Beh, Vinicius ogni tanto fagliela vincere una partita. Devono aver fatto proprio un bel allenamento. Esatto. Proprio bello. Il premio. Ah, ma quindi Liam mi hai spoilerato che, Esatto. socio, tu sei accanto a Bianca di campi quando vi allenate, allora? Sì, il mercoledì, perché io faccio lunedì e mercoledì. E c'è anche un tuo amico, non so se è un tuo amico. Sì. Chi è questo amico? Adesso sono curiosa, la zia Marti vuole sapere chi è il tuo amico. È il mio vicino di casa in realtà. Ah, salutiamo il vicino di casa. E salutiamo anche Giulia Moruso, Bianca in questo momento, visto che stanno passando le immagini, che voi spesso giocate assieme, giusto Bianca? Sì, è la mia compagna, diciamo, dei tornei femminili. Ah, salutiamo Giulia, allora le mandiamo un besito, giusto? Ok. E hai qualche altra domandina lì pronta, socio? Sì, l'ultima. Dai. Qual è stata la partita di padel più emozionante finora e soprattutto perché? Allora, sicuramente lo scorso weekend ho fatto un torneo appunto con Giulia
ed è stata davvero emozionante perché siamo arrivate anche in finale, però purtroppo abbiamo perso, però l'abbiamo davvero combattuta questa partita, anche perché queste due persone che stavano Danti? giocando con noi erano davvero brave, quindi e molto più grandi, quindi non avendo quella forza non ce l'abbiamo fatta, però siamo state brave, dai. Oh, giusto, giusto. E allora insomma adesso Confermo. conferma il coach, allora Vinicius eccomi da te. Prima Gabriele ha parlato di emozioni e divertimento. Allora vorrei lasciarti a te la parola e chiederti quali sono i valori chiave, dal tuo punto di vista, che cerchi di trasmettere ai tuoi allievi. Ma credo che tutto sia basato sulla loro, come diceva anche Gabriele, divertimento, sulla loro Mh-mh. passione, no? Perché parlando di, diciamo, dalla maggior parte dei bambini che fanno un primo approccio, perché questo momento qua è, diciamo, quest'anno qua, il prossimo e i prossimi saranno gli anni degli approcci a questo sport, no? Perché parlavi qual erano le difficoltà del Sì, padel, no? Secondo me la difficoltà più grande in questo momento è che tante famiglie non valutano come uno sport a te, culturale, no? grazie Quindi per non viene neanche valutato. Magari il figlio anche ha provato da qualche parte, ma non vieni ancora neanche in mente a dire facciamo, che so, tennis, o calcio padel. o padel. Piuttosto fa musica, no? Ancora non vieni valutata e noi abbiamo in generale una quantità di bambini ancora molto bassa che Certo, vengono, diciamo, a provare più che altro, perché noi sicuramente sappiamo che una volta che i bambini entrano lì dentro riusciamo a li divertire, insomma si divertiranno perché comunque ehm, è molto divertente tramite l'approccio che può essere anche ludico, dipendendo dall'età, quindi di molti giochi, molto sì, divertimento, fino ad arrivare all'apprendimento tecnico, tattico, sempre attraverso i giochi e poi arrivando ai ragazzi come quello che abbiamo qua, che vogliono fare un pochettino più di lento, un pochettino più sul serio, quindi certo, si può creare una certo. agonistica, no? Ragazzi magari qualche volta in settimana, iniziano qualcosina di preparazione atletica, dove l'approccio ovviamente cambia anche dalla parte nostra, dove viene richiesto un pochettino più di attenzione da parte loro, un pochettino più di precisioni, un pochettino più di impegno, però ovviamente tutto parte dal momento in cui noi riusciamo ad appassionare Guarda, ti questo ringrazio sport. molto Vinicius per aver introdotto questo argomento e questo tema perché effettivamente noi siamo Padel TV e parliamo del padel un po' a 360 ed effettivamente parlando dell'Italia, il padel sta avendo questa grandissima, bellissima esplosione e parliamo sempre del pubblico, diciamo, grande, degli adulti ed effettivamente diciamo, il pubblico dei bambini ragazzini è ancora molto in incubazione, quindi è bello che ci sia questo inizio e questa apertura a capire e a intendere il padel come calcio, basket, pallavolo o padel. Quindi questa cosa qua secondo te com'è che si potrebbe Eh, agevolare o comunque che consigli daresti a un genitore il motivo perché appunto approcciare il padel e sostenere un po' questo sviluppo del mondo del padel nella fascia così d'età? E ti faccio anche l'ultima domanda così poi ti lascio la parola. Se c'è un'età in particolare che tu dici: "Guarda, secondo me è l'età giusta per iniziare a giocare a padel", se c'è un anno particolare. Molte volte come veniva anche nel tennis, no, nel passato, che veniva precluso magari a Sì, alcuni sì, bambini la prova dello sport perché dicevano che si sviluppava una solo una parte, è vero? parte Cioè del no, corpo, sono solo la parte è destra. vero, è vero. Mio bambino Che rimane sport! così, no? Ehm, diciamo che attraverso gli studi anche della federazione Sì, internazionale e fortunatamente anche all'interno dell'Italia, quindi della federazione nazionale, che è la sì, FITE, ci sono dei programmi veri e propri per i ragazzi, quindi col padel ancora si sta sviluppando un po', ma ormai chi ha studiato un pochino di questa parte dei bambini, dei ragazzi, chi ha studiato il tennis può comunque adattare quello che è. i campi, gli esercizi. Esatto, quindi noi lavoriamo col concetto di, parlo per me, lavoro col concetto di multilateralità, quindi noi andiamo a sviluppare parte destra, parte sinistra, spostamenti, insomma, perché poi alla fine il primo approccio con qualsiasi bambino, diciamo fino ai 10, 11, 12 anni,
è un approccio più Come diceva organizzativo, no? prima Quindi andiamo a Gabriele. sviluppare Ok. esatto, magari anche nella testa di molte famiglie ancora, porto mio figlio, colpirà 400 palline, tornerà a casa col braccio gonfio, no? Magari solo colpendo palline all'infinito. In realtà è tutto altro, perché poi alla fine l'obiettivo dovrebbe essere quello di appassionarli colpendo 400 palline, o è appassionato di suo o la maggior parte dei bambini lasceranno lo sport, no? Certo. E quindi viene sviluppata una lezione in modo che possa essere parecchio divertente, specialmente nelle prime volte, in modo da coinvolgere in modo molto importante lo sviluppo di esercitazioni per conoscere il campo, conoscere la pallina, conoscere la racchetta, conoscere le dimensioni, conoscere le regole. E mentre senza magari accorgersene anche iniziano ad imparare colpo dopo colpo. Certo. No, grazie perché mi piace questa visione un po' nuova che fino adesso a Padel TV non abbiamo parlato. Liam, allora, prima hai chiesto alla nostra Bianca qual è il suo giocatore preferito. Glielo Sì. chiediamo anche a Lorenzo qual è il suo giocatore preferito? Certamente. Mm, Allora, scusa, Vai Lorenzo, dici tutto. il mio giocatore preferito è Paquito, perché è molto sincero. Poi mi piace tanto anche quando si piazza, gioca molto bene. Oh, bene. Liam, socio, il tuo giocatore o giocatrice? Perché insomma, parliamo sempre di uomini e donne, assolutamente. sono molto indeciso fra due, ovvero Joel Lebron o Arturo Coelho. Penso più Arturo Coelho, anche perché io come Bianca il 3 novembre lì al Padel Club del Cinasco l'ho incontrato. E Raccontaci un po', ma quando vi trovate davanti Arturo Coelho, cioè qual è la vostra reazione? Raccontatemi un po'. Io sinceramente mi stavo per commuovere perché non avrei mai pensato di incontrare un giocatore come Coelho da vicino, faccia a faccia, quindi è stato molto molto emozionante. Ma che bello! Bianca, tu quando l'hai visto? Anche per me, uguale a Liam, è stato davvero emozionante trovarlo proprio davanti a me, un campione del mondo. E invece se dovreste, non so, andare a vedere un evento come per esempio ci sarà, ricordiamo, il Padel Trend Expo a gennaio, 19, 20, 21. Liam, non prendere impegni perché a te ti ci vedo bene andare a fare un po' di domande, mi raccomando, Va bene. Va bene, socio, fare fatto? Certo, quei giorni proprio bloccati. Bravo, tieni bloccati perché ti voglio al mio fianco e in quell'occasione lì, magari ci sarà l'occasione di conoscere e vedere dal vivo altri campioni e campionesse mondiali. Una giocatrice che vi piacerebbe conoscere dal vivo? C'è? Allora, sinceramente io non seguo tanto il mondo del padel femminile, quindi non lo so, però vorrei conoscere altre femmine che giochino bene. Ok. Lorenzo? Io no, nessuno. Nessuno. Sei già a posto così. Sì. Sei già a posto così. Allora invece chiedo ai 2 coach Vinicius e Gabriele, questi ragazzi così freschi, insomma, che sono così curiosi, secondo voi, com'è che possono fare una loro cultura personale di questo sport che comunque in Italia è fresco? Cioè, io banalmente faccio l'esempio, magari a un ragazzino che gioca a calcio, inizia a 10 anni, abbiamo in Italia una cultura molto più lunga nel tempo, che magari vede il papà, il nonno che raccontano. Il padel è molto più fresco, quindi che consigli date per fare un po', diciamo, di cultura, scoprire e capire da dove nasce il padel? Lascio Vai voi. Vinicius, vai prima tu. Vado io. Ok. Diciamo che con il passare dei mesi, no, addirittura settimane, abbiamo l'opportunità di raggiungere più informazioni, no, legate al padel, quindi
prima era una cosa, qualche anno fa, se pensiamo, era solo sui streaming su World Padel Tour, che c'era qualcuno che guardava, diciamo Vero? così. Ora ci ritroviamo con una Sky della situazione che compra i Certo. riti, insomma, quindi stanno cercando di portare sempre più di tutti queste informazioni, anche perché noi abbiamo bisogno che persone che magari non hanno mai visto ancora o hanno visto poco si ritrovano davanti una partita di padel piuttosto che un video su YouTube e qualcosa del genere. Quindi secondo me man mano che inizierà a maturare un po' di più persone si interesseranno, è Pian automatico pianino che crescerà. i ragazzi tra 10 anni, sì, tra 10 anni tu parlerai con 10 ragazzi, 9 sanno che sono i più 10 del mondo, Certo. che è una cosa che succede magari col tennis, come il calcio, che ragazzi dell'età dei nostri invitati Sì, oggi che sanno l'intera formazione di squadre di calcio, no? Che è vero, è vero, è vero. come se fosse una cosa normale, giustamente, perché culturalmente il papà lo sa o si vede in TV, insomma, secondo me ovviamente col passare del tempo avremo sempre più condizioni di accedere a più informazione e così si espanderà di più Convengo con ancora te il sicuramente. movimento. Gabriele? Io sì, anch'io sono d'accordo con Vinicius e io spingo sempre i ragazzi a guardare le partite Mh, perché Vinicius sarà d'accordo con me, questo è uno sport in cui si impara tanto anche guardando, ma non solo guardando le partite in televisione, anche guardando le interessante. partite degli altri ragazzi, vedere come si allena, si trasmette molto, quindi è molto importante osservare quello che fanno gli altri, un po' rubare con gli occhi quello È che importante. è. E poi sicuramente sono i genitori che trasmettono poi la passione anche ai figli, quindi il genitore che comunque sta davanti alla televisione a guardare una partita di padel, vuoi o non vuoi, anche se il ragazzo, anche se i ragazzi oggi come oggi hanno rispetto agli adulti, insomma, un'attenzione molto più bassa rispetto a quella di un adulto, però comunque la passione ce l'hanno, quindi anche loro vanno a vedersi i video su YouTube, vanno a vedersi i video che ci possono stare su Instagram, la prova delle racchette, tutte queste cose che insomma sui social possono trovare. Però il Certo. discorso di guardare le partite per me è un buon veicolo per far crescere anche questo sport. Bello, grazie, è interessante. Liam, anche tu usi i social per scoprire e capire? Spesso le partite le guardo direttamente in diretta, per esempio il World Padel Tour, Ah, e se okay. mi capita di non guardarle perché magari sono fuori, semplicemente mi guardo un highlights su YouTube. Ah, okay. Bianca anche tu? Sì, a me piace davvero tanto guardare le partite di padel, vedere le tecniche degli altri, dei campioni. Bello. Anche te Lorenzo? Sì, io quando posso magari vedo appunto come Liam le highlights su YouTube e mi riassumo la partita così, diciamo. Come siete tecnologici questi ragazzi del futuro. Io intanto sto leggendo che dal pubblico, c'è un genitore, quindi visto che abbiamo parlato ai genitori, quindi che ci fanno domande e sono molto felice visto che ho qui con noi due coach e mi chiedono: "Ho un figlio di 10 anni, se dovesse iniziare ora, ha ancora possibilità di diventare un professionista del padel?" Eh. Vado io? Vai Gabriele. Vado io. Vai tu questa. Ma non c'è un'età per diventare un campione, quello che dicevo prima, cioè alla fine il talento è già dentro ogni persona, Certo. il difficile è tirarlo fuori. Quindi comunque uno prima comincia e meglio è sicuramente, però non è detto che se si debba cominciare da 8 anni piuttosto che da 16, non è detto, quello è sempre in base alle caratteristiche, al talento di ogni ragazzo. Quello che hanno dentro va comunque cercato di essere esternato e poi chi lo sa. Però sì, non c'è Certo. un'età, però sicuramente, ripeto, prima si comincia meglio è. Sei d'accordo Vinicius?
Sì, ovviamente se noi parliamo di professionismo, no? Quindi un agonismo molto impegnativo, secondo me è una parola che si sta sviluppando sempre di più, no? Anche nel padel, perché ora diciamo la parola professionismo, allenamento, professionismo esiste poco niente, perché noi abbiamo magari ragazzi ma anche adulti che si allenano 3 volte a settimana. 3 volte a settimana non puoi far niente se tu effettivamente vuoi diventare un professionista di qualcosa. Certo. Cioè, io ho fatto anche col tennis questa cosa qua, ho seguito anche col tennis, quindi dove uno sport super sviluppato che ovviamente devi fare competizione con persone altrettanto preparate, no? Fortunatamente noi ci ritroviamo con un padel che è in crescita enorme e che fortunatamente ci permette di fare di meno per avere un risultato parecchio elevato, no? Quindi tanti si fermano, parlo di quello che io vedo in questo momento, no? Tanti si fermano un attimino prima senza proseguire, diciamo, di effettivamente allenarsi tutti i giorni, fare preparazione atletica, fare un percorso per diventare Certo. un qualcosa in più, no? Magari si fermano già a un livello che può sembrare buono, ma a livello complessivo e internazionale è un livello ancora basso. Beh, intanto ringrazio Gabriele e Vinicius che insomma con 2 coach così abbiamo sicuramente risposto ai genitori che ci stanno seguendo e speriamo di assolutamente fate provare il padel ai vostri ragazzi e ragazze. Io intanto ricordo a chi ci sta seguendo di seguirci su Instagram, vero Liam? Di mettere un bel dillo anche tu, mi raccomando. Certamente. Internet, Di forse? seguirci e poi se anche chi sta seguendo vuole diventare un protagonista, diciamo delle interviste in occasione di Padel Trend Expo, ricordo dal 19 al 21 gennaio Mico Milano, mi raccomando scrivete in direct su Instagram o su tutti i Bravissimo, davvero. vero? Grazie. Oh, Bravo. oh. Grazie. Allora io Bravo Liam. oh, grazie a tutti. Allora io ringrazio Bianca, Lorenzo, Gabriele, Vinicius, grazie per essere stati ospiti. Grazie a voi. È stato veramente un piacere e anzi vi ringrazio di aver Grazie. messo in luce questo rapporto piccoli, grandi, genitori, questo triangolo legato dalle emozioni e divertimento. Questo deve essere il padel. Socio, direi Sì. che insomma qua la mano, datti un bel 5 anche da lontano, vamos. Però Liam, di un po' tutti ai nostri ospiti, non possiamo salutarci senza La sigla di Padel TV. quasi e anche il saluto di Padel TV. Ah, vero, sì, saluto. Ah, okay. Allora lo fai vedere prima tu come si fa il saluto? Che non me lo ricordo. Ah, Padel TV. Grande socio, grande socio. E allora direi che al 3, 2, 1 facciamo tutti insieme. Mi raccomando anche con la voce, vi voglio sentire. 3, 2, 1, pa. Pa, Del Ah, TV. TV. grazie, besitos a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao Ciao. Liam. Ciao, ciao. Ciao a tutti.